Ad affiancare la Labrax, la canna rappresentativa del nostro marchio, sono finalmente arrivati due nuovi prodotti, una canna più leggera e una canna invece più pesante. Emanuele. Sì, Cuti, allora noi abbiamo la Labrax Air, una canna da 6 piedi e 8 con azione extra fast, potenza medium, una canna da 3/16 e 5 ottavi con un casting line da 6 a 12 libre. Perché abbiamo scelto di fare questa canna? Perché sempre di più lo spinning in mare si evolve verso tecnicismi maggiori e necessità di usare gomme oppure esche più leggere. Di conseguenza una canna che abbia massima sensibilità e pieno controllo di questo tipo di artificiali era una canna di cui avevamo proprio veramente bisogno. E quindi da qua è nato il progetto Labrax Air, unendo l'esperienza dell'acqua dolce alla nostra grandissima esperienza che abbiamo nell'acqua salata. Abbiamo fatto questo prodotto che io credo, sono certo di dire che quando i pescatori di mare l'avranno in mano non potranno più fare a meno di portarla tra la loro attrezzatura di pesca. Te lo posso confermare anch'io, perché avendola provata sarà veramente un gran bel successo del marchio. Ma dai pesi leggeri spostiamoci ai pesi più pesanti. Quindi siamo arrivati a fare la Labrax XX, una 7 piedi e 6 con una potenza di lancio dalla mezza oncia fino alle 2 once e un quarto, che testata in questi giorni proprio su alletterati, su pesca da scogliera eccetera, per lanciare i più grossi artificiali della nostra produzione, ha dato grandissime soddisfazioni. Un'azione fast anche questa, per riuscire a combattere le prede medio pesanti del Mediterraneo. Diciamo che la figata sarà anche poterla usare con i blue water sugli alletterati e sulle mangianze. Una canna che ti permette di avere più potenza e quindi combattere anche prede di un certo livello. Certamente. Per comodità la canna è al montaggio offset, quindi si stacca il manico della canna, va bene, per agevolare il trasporto della stessa, visto il notevole ingombro.